Eccolo, bandiera tricolore dell'Irlanda per Jeremiah McKellington, avversario di oggi di Patrick Cappai. La bandiera dell'Irlanda ce l'ha anche sui pantaloncini, pantaloncino bianco con il tricolore. Ovviamente viene svestito la maglietta, tra pro si gioca e si combatte a petto nudo. Arriva anche il momento di Patrick Cappai, che a quarto di casa, avete sentito il nostro concittadino detto più volte dallo speaker ufficiale di questa serata, accompagnato dal padre Fabrizio, che seguirà da bordo ring, figlio e fratello d'arte Patrick Cappai. Ne parleremo, seguito le orme del padre diventando pro, come era stato anche Fabrizio Cappai, Team Box Cappai, che ha organizzato anche questa serata. Se riprese da 3 minuti di consueto per i due pesi gallo. Ha vinto i punti a Pula contro il serbo Arnold Toth. Contento sì per l'esordio, in quel caso Patrick Cappai, l'avevamo sentito subito dopo ai nostri microfoni, ma avrebbe voluto concedersi magari un successo per KO, lo cercherà sicuramente oggi. Il solito pantaloncino abbastanza vistoso di Patrick Cappai con la scritta Paki, il soprannome ovviamente, sulla cintura nera, poi tanto oro glitterato nero. Sicuramente lo fanno brillare sul ring, non solo per le sue doti, ma anche per la scelta del pantaloncino indossato. Inizia la prima ripresa per Patrick Cappai e Jeremiah McKellington. Due anni per Cappai, lo ricordavamo, nel giro della nazionale per anni, presentato anche in occasione dei mondiali youth di Budapest nel 2018, negli europei under 22 del 2021, è stato il campione italiano tra i dilettanti senior tra il 2019 e il 2021. Poi è arrivata la scelta di togliersi la maglia e diventare professionista, seguendo le orme del padre, che anche lui ebbe una lunga carriera tra pro, avendo tra l'altro la chance di potersi giocare il titolo mondiale piuma IBF. Lì però arrivò la sconfitta contro il messicano Medina nel 92 a Capo d'Orlando, e chissà che magari non possa esserci un riscatto di Patrick Cappai. La strada è sicuramente ancora lunga. Il secondo incontro tra i pro, deve dimostrare ancora tanto Patrick Cappai, cerca nel suo secondo incontro tra pro la sua seconda vittoria contro l'irlandese Paul Jeremiah McKellington, che, come abbiamo già ricordato, ha già esordito, ha già disputato un match in Italia, il suo primo e unico match prima di oggi tra i pro, per 6 punti contro il francese Joe Callea il 12 novembre 2021, quasi un anno di distanza. Torna sul ring poco meno di 2 mesi invece per Patrick Cappai, dopo la vittoria di Pula. Prova a prendere primo l'iniziativa
qui bella la schivata, poi in qualche modo riesce ad arrivare McEllington. Qui prova ancora ad affondare con il destro, qui arriva però la risposta di Cappai, porta alle corde l'irlandese. Serie di schivate, tanto movimento, tanta reattività di Cappai, che qui però ancora toccato da McEllington. Ancora zona angolo e corde per l'irlandese, arriva anche lo stop. Ancora zona corde, prova ad affondare un destro anche abbastanza pesante nel volto di McEllington. Sicuramente l'ha sentito proprio sul gong, che ha strappato gli applausi dei tanti presenti, che si sono accesi e parecchio nei match precedenti. Aspetta che si riscaldi forse anche la scena per il main event di oggi. Inizia anche la seconda ripresa, Cappai e McEllington. Prova ad affondare Cappai, cerca anche il gancio, si lamenta per un colpo subito dietro la nuca all'irlandese, prova a rispondere a vuoto con il jab. Poi aspetta, Cappai qui entra, prova ad affondare ancora, porta McEllington vicino alle corde, poi indietreggia, ancora Cappai dentro con il destro. Un paio di finte, poi affonda ancora un colpo e fa partire il paradenti. Ci è sembrato, in ogni caso arriva il conteggio, sì, confermiamo, è caduto il paradenti. Qui proprio McEllington vorrebbe di nuovo il paradenti, mentre l'arbitro stava contando, dovrebbe comunque essere in grado di proseguire. Sicuramente il colpo di Cappai l'ha sentito McEllington, se vuole chiudere prima del sesto round questo match deve provare ad affondare altri colpi simili. Adesso dovrà però arrivare anche la risposta dell'irlandese. Qui ancora Cappai porta le corde, ancora a far saltare il paradenti. Altro colpo duro, mi sa che questo è il colpo decisivo. KO la seconda ripresa, Cappai tra gli applausi conquista la sua seconda vittoria tra i professionisti, battendo Paul Jeremiah McEllington. Aveva cercato il KO anche nel suo primo match a Pula contro il serbo Tot, l'ha trovato oggi contro l'irlandese McEllington. Porta 2-0 il suo score tra professionisti, chiudendola già la seconda ripresa. Eccolo qui, sicuramente l'ha sentito il secondo colpo di Cappai, che per 2 volte ha fatto saltare il paradenti all'irlandese. Ovviamente ci sarà il verdetto ufficiale per la vittoria di Cappai. Tolgono i guantoni i due pugili. Qui sarà al centro del ring l'ufficialità della vittoria di Patrick Cappai.
tecnico alla seconda ripresa ufficiale, anche il verdetto, la seconda vittoria 3 pro di Patrick Cappai sull'irlandese Jeremiah McEllington. Si prende i giusti applausi per questo successo, addirittura l'inno di Mameli che risuona per accompagnare la vittoria di Patrick Cappai. Si chiude dunque così questa serata di box con la vittoria di Patrick Cappai sull'irlandese poi Jeremiah McEllington. Io vi rimando a lasciare un like, un follow a Diretta Sport per non perdervi i prossimi eventi di box sui nostri schermi in collaborazione con Steel Sport, ma in generale lo sport sardo su Diretta Sport. Da Roberto Carta l'augurio di una buona serata.